Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova quinta edizione del premio Paolo Bernardini per la divulgazione in archeologia. Un'edizione importante per vari motivi, tanto perché la quinta, generalmente siamo abituati sempre a ragionare ad anni particolari. Il quinto anno, la quinta edizione vuol dire che la manifestazione è viva, sta procedendo nel suo cammino, questo ci fa molto piacere. Importante intanto perché ci ritroviamo ancora una volta qui tutti insieme a ricordare Paolo Bernardini, il grande archeologo che fu Paolo Bernardini, ma anche la portata del suo fare archeologia, no? come la intendeva lui. È importante però perché ci dà ancora una volta la possibilità di ragionare sul valore, sull'importanza, diciamo, del fare divulgazione scientifica, del fare divulgazione archeologica in particolare. Come al solito ringrazierei intanto Sandra, Simone, Stefania Bernardini perché appoggiano sempre con affetto, con amicizia, insomma, questo premio e non solo questo premio, insomma, quindi grazie a voi, insomma, di essere qua. Ringraziamo però anche i ragazzi della cooperativa Santeria 2003 che ci ospitano quest'anno in questo spazio. Se vi ricordate, ci eravamo lasciati l'anno scorso con la premiazione di due progetti nati dal basso, per usare un termine che magari spesso viene anche abusato di questi tempi. Due progetti per noi molto importanti che valevano appunto la premiazione dell'edizione passata. Uno era Sardegna Archeologica, un database creato da Timbert Creek, un amico non archeologo ma prestato all'archeologia con grande senso diciamo della professione, se vogliamo. Timbert sta in Olanda, appassionatissimo, innamorato della Sardegna. Se vi ricordate aveva dato il via a questo database, a questa raccolta, la creazione di questa grande carta archeologica di distribuzione dei beni archeologici della Sardegna, il tutto messo online, messo in rete a disposizione di tutti quanti in forma assolutamente gratuita. Un lavoro che viene implementato costantemente, che per adesso diciamo, riguarda i monumenti di età nuragica, ma che pian piano si aprirà anche agli altri periodi storici. E poi avevamo premiato anche l'associazione Archeosarabus, l'Imen Sarabus Gervei. I ragazzi sono in sala anche oggi. Ciao ragazzi, anche loro avevano dato luogo a questo progetto molto importante di raccolta di informazioni, quindi la creazione di un database, di una sorta di carta informatizzata, diciamo, sul patrimonio archeologico di questo territorio, di questa parte del territorio sardo, del Sarabus Gervei, e poi per la loro infaticabile, diciamo, attività di pulizia e di fruizione, di incentivazione, no? Alla fruizione dei beni culturali. Ecco, quest'anno abbiamo deciso di premiare un grande, facciamo finta che non sappiate chi dobbiamo premiare quest'anno. Un grande archeologo, un grande ricercatore, un grande studioso che sta facendo un lavoro davvero eccezionale, fondamentale, diciamo, nel campo della divulgazione. Poi lo vedremo tra poco, ne parleranno altri in maniera anche più specifica. Dicevamo, questo è un momento importante che ci permette di ragionare sul valore che per noi diventa fondamentale, insomma, della divulgazione, no? Cerchiamo di tenere fede, come dire, a questo interesse in tutte le attività che portiamo avanti come associazioni Zoco. Lo facciamo non solo con il premio, ma anche con gli aperitivi culturali. Come sapete sono delle attività settimanali, diciamo, di momenti di condivisione della cultura, del sapere, ma anche con il nostro Sardinia Archeo Festival, che è già giunto anche lui alla quinta edizione. Che cosa rappresenti, diciamo, per noi il fare divulgazione? Ce lo siamo chiesti, vi vorrei leggere queste righe, diciamo. Si tratta di uno scritto che Piero Angela, che tutti insomma conoscete, che di divulgazione ne faceva davvero tanta in maniera
sicuramente puntuale, un lavoro, diciamo un contributo che lui aveva fatto per l'enciclopedia Treccani. Si intitola Le vie della divulgazione scientifica, è uno scritto del 2009, lo potete trovare anche online. Ve lo leggo. Per capire cosa si intende per divulgazione c'è un esempio che permette di chiarire subito il concetto. Ecco una frase vera, presa da un libro. Nella categorizzazione del reale la determinazione di certi attributi discriminanti non è riducibile se non a una elaborazione della percezione ambientale che, semplificando i dati, ha anche funzione di facilitare l'attività strumentale del soggetto. Ci dice Piero Angela, avete capito qualcosa? No. Andreste avanti nella lettura di un libro scritto in questo modo? Beh, divulgare in casi come questo significa tradurre, cioè tradurre dall'italiano in italiano. Invece ecco come potrebbe essere scritto il testo citato in linguaggio divulgativo. Nell'osservare la realtà tendiamo a raggruppare le cose in categorie, individuando certe loro caratteristiche. Questa elaborazione mentale ci consente di semplificare i dati per poterli utilizzare poi più facilmente. Tutto questo, dice, mi riporta alla mente un prezioso consiglio che il biologo inglese Peter Brian Medworth dava ai suoi studenti in un libro: evitate di far percorrere ai vostri lettori una distesa di vetri rotti a piedi nudi. Purtroppo, dice ancora Angela, molti testi importanti sono spesso cosparsi di vetri rotti, di spine, aculei, acidi corrosivi che fanno inutilmente soffrire e spesso anche allontanare il lettore. Qui occorre naturalmente chiarire un punto essenziale. Va benissimo che gli esperti parlino tra loro in modo specialistico. Lo fanno i matematici, i ferrovieri, i medici, i piloti, i tributaristi. Anzi, è doveroso l'uso di un certo linguaggio nella propria cerchia professionale, in quanto ogni parola ha un significato ben preciso. Ma le cose vanno in modo diverso quando ci si deve rivolgere a persone che non hanno lo stesso tipo di specializzazione, anzi, che sono incompetenti nella materia. Un esempio, se si parla di fisica ad un avvocato, quale linguaggio bisogna usare? Cioè, quanto ne sa di fisica un avvocato? Probabilmente sa solo quello che ha imparato a scuola, a meno che coltivi letture proprie. Quindi ricordi lontani, spesso obsoleti. Malgrado sia una persona istruita e colta, nella comprensione della fisica si trova a livello di un ragazzo intelligente di 15 anni, anzi il quale probabilmente ne sa anche di più. Dunque occorre utilizzare con lui un linguaggio estremamente divulgativo. La stessa cosa vale se si parla di chimica ad uno storico o di genetica ad un critico d'arte. In altre parole, ci dice Alberto Angela, occorre distinguere tra cultura e competenza. Cioè ognuno di noi è competente nel proprio campo, ma non necessariamente in un altro. Quindi tutti abbiamo bisogno di divulgazione, quando vogliamo capire qualcosa che non conosciamo. Questo concetto è importante, perché a volte si tende a pensare che la divulgazione, che tra l'altro contiene al suo interno la parola vulgus, sia destinata a persone poco istruite, ma non è così. È destinata a far capire le cose a persone, anche coltissime, che non hanno la competenza necessaria. Ecco, io penso che, come dire, queste parole racchiudano un po' il significato di quello che cerchiamo di fare con le nostre attività. Allora, per accompagnarci in quello che cercheremo di fare oggi, abbiamo chiamato un'altra professionista, un'altra archeologa, un'altra studiosa, un'altra ricercatrice, allieva tra l'altro di Marco Milanese, ho detto il nome, con cui lei ha condiviso alcuni importanti e interessanti spunti di studio. Tra questi, e magari chiamerei Maria Cherchi così ci accompagna in questa serata, uno ci sta molto a cuore, molto interessante secondo noi, perché spesso ragionando di archeologia, diciamo, non pensiamo a questo, cioè spesso ci si chiede e ci chiedono dov'è che termina archeologicamente parlando l'interesse dell'archeologo, no? Dove termina il suo ambito? Ecco, a Maria Cherchi abbiamo deciso di chiedere, di raccontarci uno spunto di studio molto interessante che si intitola così: indagini archeologiche nei campi di prigionieri austro-ungarici della Prima Guerra Mondiale nell'isola della Sinai. Io ti preparo il PowerPoint che ci hai preparato e ti lascio la parola. Grazie intanto di essere qui. Intanto che prepariamo, ringrazio
ringrazio l'associazione, ringrazio tutti i convenuti. È un onore, devo dire la verità, dopo essere cresciuta praticamente in culla con il professor Milanese, quindi tutto il percorso di studi dai primi anni, dalle prime lezioni all'università fino poi alla specializzazione al dottorato, sempre seguita con particolare attenzione, devo dire anche con partecipazione umana, con affetto, come tratta poi tutti i suoi studenti. Veramente un onore rappresentare, ecco, gli indirizzi di ricerca portati avanti dal professore in tutti questi anni. Professore che è ordinario dal 2003 a Sassari, è arrivato prestissimo in Sardegna nel 92, ordinario di archeologia medievale, post-medievale, metodologia della ricerca archeologica, si occupa ed è stata il primo insegnamento in Italia di archeologia pubblica, archeologia professionale, quindi un nuovo corso che abbraccia le nuove professionalità, almeno il nuovo concetto dell'archeologo che si cala nella quotidianità delle esperienze lavorative all'interno dei cantieri, quindi non solo la ricercatura universitaria, ma proprio la libera professione fatta all'interno del tessuto produttivo, di trasformazione e del vissuto quotidiano, urbano e non urbano. Tra le tante caratteristiche, nell'immenso curriculum del professore, tanti premi da ricordare. Quando vinse il premio internazionale del Madivre Schneider, giovanissimo peraltro, ha diretto innumerevoli scavi, campagne di scavo nazionali, in territorio sardo, nazionali, internazionali, oltre 250, ha favorito la crescita e dato luogo alla formazione di tantissimi professionisti, colleghi che poi sono arrivati a lavorare, a vincere concorsi, soprintendenza, università, tanto altro, e diciamo che quello su cui mettiamo qui l'accento oggi è appunto il valore della divulgazione. Quindi io considero l'operato di Marco una sorta di cattedra ambulante, ecco, che non si ferma all'interno delle mura dell'università, ma si mette in contatto con le comunità, perché quello che dobbiamo cercare di fare noi oggi, come fa l'associazione, come fanno tanti altri colleghi e come fa da sempre Marco, è quello di avvicinare la gente al nostro lavoro, alla consapevolezza che il passato, ma anche il passato più recente, come vedremo, è fondamentale non soltanto per mantenere viva la memoria di quello che è accaduto, ma creare delle coscienze che riescano a ragionare sul futuro. Quindi il passato non è solo passato, ma il passato deve mettere proprio l'accento sul futuro. Okay, quindi proprio per sottolineare l'importanza della divulgazione, così come già fatto anche dal professor Bernardini, vi presento due lavori importanti fatti dalla cattedra, svolti dalla cattedra di archeologia medievale. Dalla ricerca alla comunicazione, quindi il ruolo sociale dell'archeologia, questo deve puntare la comunicazione. E vi presenterò i casi di Biddas, un museo che nasce progettato, ideato, voluto fortemente dopo l'esperienza degli scavi nel villaggio medievale di Gelio a Sorso, in provincia di Sassari, la nascita di questo museo particolare senza reperti, che ricevette immediatamente, quasi subito dopo la sua nascita, il prestigioso premio Riccardo Frankovic, destinato proprio a tutte quelle esperienze museali e non parchi che promuovono la divulgazione a tutti i livelli. Biddas, mi posso avvicinare così? Li vedo più da vicino. È un'idea innovativa, è un museo che non ha reperti, e uno si chiede come fa a funzionare un museo senza reperti, perché tutto sta nell'innovazione che si fonda appunto sul potere della comunicazione, che parte dall'osservare l'oggi per raccontare il passato, dando luogo ad un ambiente immersivo che non ha bisogno di grandi sovrastrutture, di grandi tecnologie,
Lo vedremo poi nell'allestimento del museo. Bidas accompagna il visitatore in un viaggio che va indietro nel tempo, affrontando un tema attualissimo ai noi, sempre più attuale in Sardegna, però altrettanto innovativo nella storia della ricerca archeologica, che è quella degli abbandoni. È un viaggio che parte da eventi recenti. Le prime pagine di Bidas si scrivono appunto con gli avvenimenti accaduti in Abruzzo. C'è un video proprio che raccoglie tutte queste esperienze a ritroso nel tempo, poi fino al Medioevo, alle guerre, alle pestilenze, trattando un tema appunto quello dello spopolamento che erode le risorse umane del nostro territorio, fino a giungere ad esaminare gli stessi fenomeni dall'età post-medievale e medievale, laddove appunto intervengono altre cause che non sono calamità naturali ma anche quelle causate dall'uomo, fino a che questa, come quella di Gairo e di altri paesi, non diviene poi la normalità per il nostro territorio. Dicevo che Bidas è un museo particolare, un museo dove immagini, racconti, suoni, parole chiave contribuiscono ad un sapere condiviso. Perché sapere condiviso? Perché tutto ciò che noi abbiamo messo nei contenuti di Bidas può essere portato via, nel senso che il visitatore può agevolmente portare via dagli strumenti che ci sono a disposizione articoli, immagini, tutto ciò che vuole per continuare ad interessarsi appunto del tema. È un museo che ricostruisce il dato archeologico con materiali semplici, ricostruisce l'ambiente in cui l'archeologo lavora, che sono le campagne. Noi facciamo ricerca su villaggi abbandonati, girando, come molti colleghi sanno, per le campagne, quindi tutti i suoni, i rumori, gli odori vengono riprodotti all'interno del museo e accompagnano il visitatore facendolo immergere appunto in quella che era la realtà dove poi effettivamente si svolgeva la vita all'epoca. È un museo particolare perché è rivolto a tutti e si rivolge, quindi è un museo, io l'ho definito ad altezza di tutti, perché ci sono due percorsi che sono compresenti, e sono il percorso per gli adulti e quello per i bambini, fatto appunto ad altezze diverse. L'adulto segue con la guida o senza guida l'intero percorso, anche in autonomia. Invece a guidare i bambini c'è questo piccolo furbetto nato appunto a Geridu, presente nei documenti, il cui nome è annoverato nei documenti del villaggio, ed è Gianuario, e ci sono una serie di tanti Gianuario con fumetti che raccontano con parole semplici e accompagnano il bambino in questa esperienza immersiva durante tutto il percorso, affrontando un tema che per lui non è così alla portata, anche perché molti dei bambini ormai vivono in realtà urbanizzate, le campagne le vedono pochissimo, almeno nelle nostre zone, quindi ecco, questo fa sì che possa vivere un momento completamente diverso, entrare in una realtà che non vive tutti i giorni. Quindi Bidas diventa luogo di conoscenza e di esperienza diretta. Bidas è anche inclusivo, in quanto il suo allestimento, fatto di suoni, di ricostruzioni, materiali che si possono toccare, anche una piattaforma in braille dove viene ricostruita la topografia del villaggio, creano un ambiente adatto a tutti. La divulgazione ovviamente passa anche dal dato scientifico comunicato poi all'interno della comunità scientifica. Il professor Milanese è stato fondatore ed è direttore di diverse riviste, tra cui Archeologia Post-Medievale. Qua abbiamo un numero in particolare, il 22 del 2018, dedicato proprio al tema della Prima Guerra Mondiale, all'archeologia della Prima Guerra Mondiale, ma dirige anche altre collane, altre riviste come Facta, la rivista sui villaggi abbandonati della Sardegna, Quaderni Quavas, e tanti altri lavori, tante altre pubblicazioni.
Oggi vi parlerò di questo tema che, come vedete, non tocca il passato più lontano, ma tocca praticamente quasi ieri della nostra storia. Noi non l'abbiamo vissuta, io non l'ho vissuta attraverso i racconti, ad esempio, del nonno di mio marito, che ha fatto la seconda guerra mondiale come 17enne carabiniere. L'archeologia della Grande Guerra è un tema delicato, complicato, che però ha come scopo quello di formare le coscienze. Quindi la materialità, è vero, si legge sui libri, leggiamo romanzi di chi ha fatto certe esperienze, però probabilmente non è mai come toccare la materialità e sentire dalla voce viva di chi le ha vissute certe cose, ecco, per comprendere quanto è accaduto. Il tema è un tema che ha respiro europeo. Noi abbiamo la fortuna di avere un professore che ha introdotto la tematica che si svolge a questo teatro, insomma, così di sofferenza e di precarietà e di incertezza in uno dei paradisi più belli del Mediterraneo, che è l'isola dell'Asinara. In Italia il tema viene sviluppato con particolare attenzione in Veneto e in Trentino, e noi proprio durante le Summer School svoltisi all'Asinara durante le nostre ricerche abbiamo avuto ad esempio il dottor Nicolis della soprintendenza di una delle soprintendenze del nord, che ha fatto appunto ricerca sulle Alpi, quindi in quella parte di luoghi di frontiera, ecco, di scenari di frontiera della prima guerra mondiale. E ancora ci sono diverse esperienze come quelle un po' più vicine a noi, quelle della seconda guerra mondiale, che invece vengono portate avanti ad esempio dal professor De Felice. Anche lui ha preso parte come docente alle Summer School che riguardano appunto il campo di Altamura, il campo di prigionia che viene utilizzato fino al 1943 e poi distrutto negli anni 60. Lui ricostruisce la storia di questo campo, cerca di entrare appunto nella materialità per raccontare quello che accadeva all'interno del campo. Questa tematica così vicino a noi ha una forte valenza civile. Memoria democratica. In Spagna c'è un progetto, una ricerca che riguarda appunto lo scavo delle fossi comuni e delle sepolture durante le guerre, durante il franchismo. Una studentessa di professore milanese spagnola che ha partecipato a diverse campagne di scavo nel sito di Mesumundo a Siligo ha preso parte più volte a queste campagne, e quindi toccare con mano i resti di questi orrori, insomma, ecco, dovrebbe far crescere, raccontata a tutti, quella coscienza civile, perché, come si dice, insomma, la storia dovrebbe insegnare perché certe cose non si vengano a ripetere. Noi come università abbiamo fatto diverse indagini, diverse campagne di indagini, ovviamente non scavi perché l'Asinara è un contesto particolare che necessita di permessi speciali per poter anche solo entrare in determinate zone, essendo un parco protetto. Quindi abbiamo lavorato facendo attività di ricognizione. Abbiamo girato per i luoghi, in particolare nei campi di Stretti e Tumbarino, per cercare di capire, di confrontare partendo dalle fonti scritte, cercare di capire e comprendere come erano organizzati questi campi di prigionia. Queste le parole del Ferrari, poi vi dirò perché le leggiamo così velocemente. I prigionieri, la descrizione che fa lui dell'arrivo di questi disperati prigionieri sull'isola dell'Asinara. Arrivano quasi tutti in uno stato deplorevole, causa gli stenti, erano malati,
soffrivano di diverse patologie, erano malvestiti, denutriti, provati fisicamente, aggrediti dagli insetti, quindi in condizioni che un essere umano non dovrebbe mai sperimentare. Quello che noi siamo entrati, ecco, con quest'animo, conoscendo appunto, partendo da queste descrizioni, siamo entrati in punta di piedi per cercare di studiare, di immergerci in questa realtà dal punto di vista del dato archeologico. Quindi cosa ci racconta oggi quello che noi vediamo, ciò che resta di queste esperienze. Non vediamo più le persone, non sentiamo più le voci, però possiamo capire soltanto guardando ciò che resta che cosa potevano provare. In particolare furono portati sull'isola dell'Asinara i malati di colera, furono tanti gli arrivi, fino al 1920 erano ancora presenti sull'isola, nonostante fosse stata dismessa come prigione militare, ancora 6.000 prigionieri tra ucraini e russi. Queste sono alcune foto tratte da pubblicazioni che trattano il tema, le faccio vedere perché in primo piano voi vedete nella didascalia di questa immagine, questa scala reale di prigionieri austro-ungarici e militari che posano di fronte a un mosaico da loro realizzato, ma se voi guardate dietro le loro spalle ci sono i resti di uno dei campi di cui noi poi abbiamo studiato le tracce, ci sono gli attendamenti. Queste sono altre immagini delle strutture, il campo di Tumbarino, ancora un'immagine in alto con tutti gli attendamenti di cui noi poi abbiamo rinvenuto le tracce e cercato di studiarne l'organizzazione. Questo è un passo, un breve tratto dal mio contributo all'articolo del volume che vi abbiamo presentato e l'ho aperto proprio così. Il contrasto fra l'immagine che la natura dà di sé e il paesaggio umano derivante da una delle pagine più drammatiche della storia contemporanea lascia impreparato anche chi conosce a fondo le vicende occorse a migliaia di disperati. Noi li abbiamo studiati, ci siamo preparati prima di indagare dal punto di vista archeologico i resti materiali all'Asinara. Diciamo che stride proprio il fatto di pensare a un campo di prigionia in un contesto così puro, se vogliamo, dal punto di vista naturalistico. Un'altra cosa, ciò che colpisce ad un primo impatto, è il contrasto nuovamente fra la razionalità, la simmetria, la vedremo, l'organizzazione precisa delle costruzioni, quindi non solo gli attendamenti, gli ospedali, gli alloggi per i militari, tutte le strutture che gravitavano intorno ai campi di prigionia, ai diversi attendamenti, e l'incertezza di chi la viveva, che non sapeva non solo del domani, ma neanche in giornata cosa sarebbe accaduto. E dal punto di vista della ricerca è stato complesso ricostruire, cercare di riportare a quello che ci dicevano le carte il dato materiale, proprio perché ciò che era stato progettato in realtà era soggetto a mutamenti per i nuovi arrivi, i morti, quindi era tutto in continua evoluzione, quindi non era così fisso, rigido come poi invece presentato nelle carte del Ferrari. Il primo campo che abbiamo studiato è stato quello di Tumbarino, anche perché là avevamo l'alloggio nei locali dell'osservatorio faunistico. E Tumbarino è ubicato nella porzione meridionale dell'isola dell'Asinara, proprio qui, lungo la costa orientale. Anche il campo di Stretti, che vedremo più tardi, è posizionato sempre lungo la costa orientale. Come dicevo, lo studio è partito dall'analisi delle mappe contenute nell'opera del generale Carmine Ferrari, che descrive appunto la vita dei prigionieri collocati sull'isola.
Il campo di Tumbarino è stato indagato in superficie, quindi con una ricognizione di superficie, per verificarne la consistenza delle tracce materiali, quanto oggi sono leggibili e come si conservano, e verificare poi la corrispondenza topografica tra quanto indicato dal Ferrari e quanto poi invece individuato sul campo. Perché vi parlo di conservazione? Perché è un problema rilevante sull'Asinara. L'Asinara è esposta ai venti, ovviamente un clima salino, tutti i monumenti sono sottoposti a un forte degrado, un continuo degrado, ed è un problema insomma anche porsi il cruccio della conservazione di queste strutture, perché queste tracce non vadano perdute, e studiarle ha anche questo scopo. I riferimenti topografici rinvenuti studiati dalle carte del Ferrari mostrano diverse discrepanze con quanto invece è osservabile sul terreno. Come vedete, la mappa del Ferrari riporta uno sviluppo quasi verticale, se guardiamo in questo senso l'immagine, rispetto a quanto invece rilevato sul campo. Quindi già, a parte dovuto probabilmente sia ai mezzi dell'epoca per mappare i campi, per mappare le diverse realtà, e poi probabilmente anche per questo continuo sviluppo delle strutture. Abbiamo individuato diversi luoghi, il luogo degli alloggiamenti, degli accampamenti. In questo caso tutta questa parte del campo, tutte queste unità topografiche, cioè l'insieme degli attendamenti dove alloggiavano i prigionieri, hanno una loro collocazione ben definita, separati da quello che dovrebbe essere l'ospedale dei colerosi, dei dissenterici, e invece l'altro ospedale che era destinato invece alle malattie, a curare le malattie comuni. Il sistema di attendamento era organizzato a Tumbarino per quartieri ben riconoscibili, divisi da muri di cinta uno dall'altro, e con un sistema variabile per numero delle basi, però con delle caratteristiche ben precise. Eccolo qua nel volo fatto dal collega Aurelio Meloni. Questi sono tutti i quartieri degli attendamenti. Queste quadrate che vedete sono tutte le basi delle tende, quindi le tende che abbiamo visto nelle foto. Questo è ciò che rimane, cioè il perimetro delle basi su cui poggiavano le tende. Piccolissime, 2,80 metri per 3, quindi quasi tutte quadrangolari, disposte in file regolari, quindi con degli schemi ben precisi, costruite in maniera assai semplice, le pietre messe in opera a secco o legate con terra. Il potenziale informativo di quest'area, di quelle Tumbarino, è estremamente elevato, si conservano diverse strutture, il campo era cintato da un muro, quindi ben delimitato dagli altri spazi, diciamo, come dicevamo prima, che se non documentato nel dettaglio andiamo incontro ad una perdita del dato, proprio perché è esposto a un forte stadio di degrado. Questo che vedete è il muro di cinta che racchiude l'attendamento di Tumbarino, da notare come nei campi di prigionia ci fossero comunque delle maestranze, cioè chi stava lì, prigionieri, aveva alle volte la possibilità di fare quello che faceva normalmente nella vita di tutti i giorni prima di venire richiamato alle armi. Abbiamo appunto la cura, la lavorazione delle diverse parti. In questo caso hanno prestato molta attenzione all'ingresso al campo, costruito in maniera differente rispetto al muro di cinta, e ci sono poi altre opere costruite, fatte, realizzate dai prigionieri, anche con un certo spirito artistico.
Questa è una delle basi delle tende presenti nel campo. Ancora queste sono una, come vedete, una vicina all'altra, queste le condizioni in cui si presentano oggi, quindi completamente in base alla vegetazione, quindi questo è stato uno dei problemi perché ovviamente sull'isola tutto è protetto, la vegetazione se non in alcuni punti come assetti e in particolari condizioni ovviamente non può essere toccata, quindi anche leggere le tracce è stato un impegno dal punto di vista della ricerca e questo è uno dei monumenti in memoria dei caduti di particolare rilievo è proprio l'angelo della morte che sorvola i prigionieri e i militari e questo è stato realizzato appunto da coloro che erano presenti sull'isola. L'altro caso invece è quello di Stretti, a Piano degli Stretti, chiamato così proprio perché si trova in uno dei punti 400 metri di lembo di terra che quasi dividono l'isola in due tronconi, quindi a metà proprio della geografia. In quest'area ugualmente è stata fatta la ricognizione, però su permesso della soprintendenza per i beni archeologici delle province di Sassari e Nuoro, nella persona della funzionaria Gabriella Gasperetti, anche lei docente durante la Summer School, abbiamo potuto effettuare una pulizia di alcune basi per le tende proprio per cercare di capire al meglio le tecniche di costruzione e l'organizzazione. In questa slide si vede proprio il volo sorvolata all'area di Stretti, in rosso abbiamo le file parallele dove sono collocate tutte ordinatamente tutte le tende come a Tumbarino, il muro di cinta che delimitava l'area degli attendamenti e l'area delle fornaci, proprio perché si produceva sull'isola. Questa è un'altra veduta sempre dell'area dell'attendamento e qua invece le operazioni di pulizia condotte da un gruppo di studenti universitari sia sardi che provenienti da altre università italiane, iraniane e anche del Nord Africa. Quindi insomma respiro internazionale per un tema che tocca appunto la storia europea. Questa sono 4 delle basi, le abbiamo scelte tra le più leggibili proprio perché dopo la pulizia insomma si vede benissimo la collocazione, la sistemazione, queste sono le altre vicine e quindi proprio abbiamo potuto verificare quello che era presente nelle carte del Ferrari, quindi un'organizzazione ben ordinata, erano proprio vicine. Ecco, se vi dovesse capitare quello che si spera, perché uno dei progetti del professore, cercare di creare una sorta di museo a cielo aperto che però non urli, non sia invasivo, ma che si avvalga del racconto di professionisti e di una valorizzazione di questo tipo, quindi con la pulizia laddove si può e si spera più avanti anche con lo scavo di alcune di queste realtà, di queste strutture, ecco, di immergervi in questa tematica in maniera ecco, così più approfondita, perché vederlo in foto vi assicuro non è come toccare con mano nella realtà la bellezza e anche il tragico di questi campi. Questa è un'altra foto aerea di Stretti e questa è l'area delle fornaci. Questo è uno degli scarti di produzione, dei mattoni, di argilla e queste sono le 2 aree individuate come aree produttive. Questa invece è un'immagine, ci tenevo a metterla, proprio della Summer School, di una delle edizioni della Summer School col dottor Nicolis della soprintendenza della provincia autonoma di Trento che ha partecipato con un titolo significativo: Scavare la Grande Guerra e il ruolo dell'archeologia nella memoria del passato contemporaneo. Perché quando uno pensa ad archeologia, la parola stessa arche e via, pensiamo al passato più o meno lontano, invece questa è una realtà che ci tocca molto da vicino.
abbiamo avuto diversi docenti anche qua, Università Sarde e non, poi adesso vi proporremo alcune spezzoni di un docufilm, perché la divulgazione non si ferma soltanto alle visite, alla pubblicazione scientifica del dato, ma è stato realizzato un docufilm che racconta della storia dell'Asinara, dell'archeologia dell'Asinara, proprio per toccare un maggior numero di persone e rendere accessibile a tutti questa bellissima, quanto tragica pagina della storia europea, ma diciamo in particolare qua della nostra isola. Per il momento vi ringrazio e facciamo passare il video. I loro cadaveri venivano gettati in mare. In quel momento di grande dolore si rispettava. Una piccola Europa, no? Come dire, una concentrazione di gruppi, migliaia di prigionieri appunto ungheresi. C'erano anche degli italiani che provenivano dalla zona naturalmente del Trentino Alto Adige, e c'erano varie nazionalità quindi che costituivano, diciamo, una comunità multietnica e multinazionale, insomma, che naturalmente può essere, insomma, un oggetto interessante anche di studio, insomma, in prospettiva futura. L'archeologia, indagando e scavando le tracce delle tende, la zona della vita dei prigionieri, ci può dare delle informazioni molto interessanti sulla vita quotidiana. Soprattutto può come dire, costruire una voce di confronto e alternativa rispetto alle planimetrie militari, quindi vedere che cosa effettivamente è stato realizzato di quel progetto e che cosa invece non è stato realizzato. La Conflict Archaeology è un'applicazione della metodologia della ricerca archeologica come dice il termine molto chiaro, all'archeologia dei conflitti, cioè un modo di indagare con l'archeologia vari episodi scenari relativi ai conflitti. Qui non stiamo parlando di campi di battaglia naturalmente, ma stiamo parlando invece di campi di prigionia. Ecco,
l'Europa attuale è disseminata di resti archeologici o di comunque testimonianze dei campi di prigionia sia della prima che della seconda guerra mondiale. Sono scenari spesso drammatici, come quelli in particolare naturalmente i campi della seconda guerra mondiale, che non sono campi di prigionia ma sono campi di sterminio in molti casi, ma che diciamo la cui valorizzazione, investire su questo patrimonio anche così recente, diciamo, come dire, può permettere alla nostra società attuale di riflettere sul proprio passato anche più recente, di acquisire per le nuove generazioni una consapevolezza di come si è arrivati a questa Europa, insomma, che ormai per fortuna insomma, da 70 anni è in uno stato di pace, per la prima volta diciamo, nella sua storia. Questa situazione attuale va difesa con la consapevolezza naturalmente del lungo processo che ha devastato la prima metà del Novecento e di cui naturalmente anche i campi di prigionia dell'Asinara possono dare un contributo significativo insomma, per questo tipo di riflessione. Ecco, qua siamo alla diramazione di Tumbarino. Dalla morfologia della località stessa, cioè è la zona più stretta dell'isola dell'Asinara, è la zona in cui si vede diciamo, quella parte da un lato, nella parte diciamo, meridionale, la parte di mare che dà verso la Sardegna, nella parte invece settentrionale invece verso il mare aperto. Ci sono tutte le componenti classiche dei campi di prigionia a partire dagli attendamenti di cui si percepiscono ancora in superficie le tracce sia dei recinti sia le zone delle singole tende e quindi questa è una zona anche molto interessante che è attraversata al suo interno proprio dalla viabilità, dall'asse di collegamento principale di tutta l'isola dell'Asinare, quindi una zona diciamo che quasi naturalmente invita in una idea di sviluppo turistico futuro a una sosta, no? Senza necessità di deviazione, altro, basterà fermarsi e approfondire diciamo, la visita. Poi sarà un luogo interessante insomma, da sottoporre all'attenzione. E anche per la zona di stretti le fotografie storiche dell'epoca ci fanno vedere questi attendamenti, queste grandi concentrazioni di tende con i prigionieri che si recano poi nel vicino approdo dove era presente il serbatoio dove le navi cisterna portavano l'acqua sostanzialmente e naturalmente i prigionieri andavano con i mezzi a disposizione per prelevare l'acqua e portarla poi nei campi. My very first visit to Sardinia was in Italy before, but not in Sardinia, and I must admit I have never seen camps from First World War in Sardinia or in Italy. So I'm really impressed about what I saw today. And I'm thinking that it could be a very good comparative perspective for the work we are doing with prisoners of war, with the camps in Norway, but also, as you know, in the United States, in Texas. And we are also working with POW camps in Poland, but also with the Nazi concentration camps in Poland. So this is, the camps here are from
another war from the First World War, but they are as important as camps from the Second World War. Because in my opinion, the First World War was just preparation for the Second World War. So experiences were gained during the First World War. And I'm very impressed that you are trying to develop a project with your students here on these Capes, on this little island. Questa era l'esperienza, cioè l'opinione, insomma, il sentire di un altro studioso che è venuto a farci visita sull'Asinara e insomma ecco, ha convenuto sull'importanza e la comparazione delle diverse realtà europee, non solo sui campi di battaglia, ma anche sui campi di concentramento, sui campi di prigionia, che descrivono una realtà collaterale, se vogliamo, di molti che non sono caduti negli scontri diretti, ma che come prigionieri poi hanno completamente lasciato le loro terre e sono venuti in altri luoghi e in altre circostanze. Grazie Maria, ecco questo è un bel esempio di cosa voglia dire fare archeologia, di cosa voglia dire fare divulgazione. Quindi grazie a Maria Cherchi per questo contributo. Adesso lascio la parola ad Alice e poi insomma entreremo nella seconda parte del nostro incontro. Grazie a Maria. Allora, grazie mille, entriamo nel vivo della serata, anche se non so bene che cosa dire perché gli appunti che mi ero segnata riflettono quasi parola per parola quello che è stato detto nel tuo intervento, quindi chiedo scusa se ripeterò cose che sono già state dette e poi cercherò di deviare prendendo spunto da quello che è stato detto invece. Allora, il premio, come vi abbiamo già anticipato, verrà consegnato tra poco al professore Marco Milanese, professore ordinario di archeologia con cattedre in metodologia della ricerca archeologica, archeologia medievale, post-medievale, pubblica e archeologia professionale. Allora, i motivi per i quali abbiamo deciso di assegnare il premio al professor Milanese riguardano due ordini. Il primo fa riferimento all'instancabile attività divulgatrice. Abbiamo ricordato, lo ricordava la nostra ospite, che sono oltre 650, se non sbaglio, le pubblicazioni a suo nome. Secondo, per i contenuti e per le modalità. I contenuti che spaziano dall'archeologia medievale ad ambiti cronologici più vicini a noi. Le modalità, perché oltre all'attività divulgativa tradizionale, quindi agli articoli, diciamo, sono stati utilizzati nuovi metodi, ad esempio è stato ricordato prima il Museo Pitas di Sorso. Nulla, per non tediarvi troppo, poi appunto prendo spunto da cose che sono state dette poco fa. Si è parlato di assenza di grandi sovrastrutture, del ruolo sociale dell'archeologia, che è anche un ruolo delicato dell'archeologia, del formare le coscienze di tracce semplici e quindi non, come dire, monumentali per come ce le immaginiamo spesso, della dignità dell'archeologia, della dignità del ruolo anche dell'archeologo. Tutto questo lo possiamo riassumere in questo modo. Diciamo che consegniamo il premio al professor Milanese per la sua capacità di tradurre il mondo circostante. Quindi non tradurre semplicemente contenuti complessi con un linguaggio semplice, ma proprio per la capacità di osservare il mondo circostante con occhi diversi. Grazie appunto al suo impegno e alla sua visione dell'archeologia. Grazie mille. Allora, prima di passare al vero momento della consegna del premio, ci piace ricordare anche chi ha realizzato il premio. Il premio che verrà consegnato tra poco è stato realizzato da un artigiano artista che ha la sua bottega in Castello a Cagliari
e che ci accompagna dalla prima edizione del premio Bernardini nel 2019. Lui si chiama Fabio Frau e come dire, forse anche inconsciamente anche lui a suo modo fa archeologia, se questa è la visione, se quella appena descritta è la visione che abbiamo dell'archeologia. Grazie. Il titolo dell'opera è Cronoclessi, vi leggo appunto le parole che ci ha scritto Fabio Frau. Una clessidra cieca, una clessidra mia cieca, bianco luce, denso, del tutto mi abbaglia, nero ombra, sottrae lo spazio eterno presente, rivela lo scorrere del tempo, vaso diverso, alveo di fiume, accolgo il flusso del cavo del mio corpo, rovesciato, misuro lo spazio con le mani, mi aggrappo a un mutuo vuoto, essendo fluttuato, capovolgo, rovescio, volteggio aritmicamente, anaritmicamente. Sono flusso e nuoto in me, sono spazio e mi estendo infinitamente, sono tempo e sono eterno. L'etimologia della parola clessidra ha origine da due componenti. Klepto, che significa rubare, quindi sottraggo, e idor, che significa acqua. Il risultato è quindi sottraggo acqua con riferimento al fatto che i primi strumenti per la misurazione del tempo consistevano in un sistema di vasi cui l'acqua cadeva goccia a goccia in un tempo determinato, si sottraeva a poco. Su questo motivo cronoclessi è composto da cronos, che significa tempo, e klepto, che è il risultato, sottraggo tempo. Cronoclessi è una clessidra in terracotta smaltata nella sua forma usuale, ma rispetto alla quale differisce per due proprietà fisiche. Il materiale di cui è costituita non è trasparente, non lascia intravedere lo scorrere della sabbia, non ha una base d'appoggio e non sta in piedi. Dalla prima proprietà consegue l'impossibilità di misurare il tempo non avendo riferimenti visivi. La seconda, legata alla prima, impone una partecipazione diversamente sensoriale della costruzione del tempo. Questo scorrere soltanto se interagisco con lo strumento, se non lo faccio, lui sta in posizione orizzontale, di stasi, la sabbia non scorre. E queste sono le parole che ha scritto per noi l'artigiano Fabio Frau. Piacere di invitare Simone Bernardini per proseguire con la premiazione. E abbiamo anche ovviamente il professor Marco Milanese. Poche ore. Perfetto, io naturalmente volevo ringraziare gli organizzatori di questo premio, dire anche così che sono rimasto molto sorpreso quando ho ricevuto la telefonata del dottor Matteo Tatti che mi preannunciava appunto questo conferimento. E stavo correndo, avevo appena finito lezione, avevo riunione, stavo correndo in aeroporto, andare in Spagna a fare una conferenza, insomma, era un momento veramente un po' convulso, mi arriva il suo messaggio, dovrei parlarti un attimo,
ci siamo sentiti, mi ha spiegato che sono veramente, come si suol dire in inglese di Oxford, che sono caduto dal pero, no? Ecco, mi sono rimasto veramente stupito perché non pensavo, proprio completamente al di fuori insomma, dai miei pensieri, quindi quelle cose che arrivano così nella vita un po' da capo e collo, ovviamente con piacere, con molto piacere, ma anche con un po' di stupore, insomma, no? E quindi questo è una cosa da dire, e ringraziare, come ho appena detto, insomma, l'associazione naturalmente culturale per aver preso assunto questa del tutto immeritata, devo dire, decisione e la famiglia di Paolo Bernardini, insomma, per sostenere questo premio. Io con Paolo Bernardini siamo stati colleghi alcuni anni al Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari e ci occupavamo a tempo di cronologie completamente diverse, perché ovviamente dal Fenicio Punico all'archeologia medievale, post-medievale, diciamo, c'è una bella forbice cronologica, ecco, che separa questi due mondi, ma quello che ci univa era la stima reciproca di due studiosi che, pur occupandosi di cose diverse, insomma, avevano molta stima reciproca. Io ho molta stima di lui, sono dei risultati delle sue ricerche, del suo percorso di studioso, il suo impegno come funzionario, anche nell'ambito museale. Ecco, c'erano quindi tanti punti di contatto, cui le occasioni diciamo, di dialogo erano poche, però insomma sempre molto interessanti, ecco, da questo punto di vista. Io volevo riflettere su quanto il dottor Tatti ci ha detto nel suo intervento introduttivo della serata. Qui ci ha parlato della comunicazione, leggendoci commentando questi brani appunto di un grande divulgatore noto a tutti come Piero Angela, in cui si introduceva il concetto di traduttore, no? Molto interessante quell'esercizio tra una frase assolutamente incomprensibile per tutti e poi la traduzione, la semplificazione. E con questa sottolineatura dell'importanza del linguaggio sostanzialmente, no? Per la divulgazione, dicendo che un conto è la cultura, diciamo, che può legare tra di loro dei saperi diversi, un conto sono le competenze, no? Che quindi mi sembra molto interessante, no? Anche delle competenze magari a chi non è di un settore specifico di studi, che apparentemente sono vicine, in realtà poi quando vedo da uno specialista dice no, di questa cosa io non me ne occupo, io non so niente di questa cosa, se ne occupa. Ecco, i saperi quindi sono molto anche specifici e giustamente hanno il loro linguaggio nella comunicazione, un linguaggio tecnico che serve agli specialisti per evitare di spiegare le cose, no? Si dà la parolina e il termine tecnico e gli specialisti che ascoltano, ma diverso quando si scende in campo invece a dialogare con il pubblico, no? Non si tratta di banalizzare, perché la comunicazione non è banalizzazione, non vuol dire banalizzare, ma vuol dire semplicemente sciogliere, diciamo, in parole semplici, perché poi anche la complessità del pensiero scientifico in realtà si può diciamo, esprimere anche in parole. Andiamo al nocciolo, io dico sempre agli studenti, cercate di parlare quando facciamo gli esercizi di comunicazione come se voi in questo momento immaginate di avere di fronte la vecchia zia novantenne a cui dovete spiegare che cosa fate, no? Ecco, e quindi diteglielo in parole semplici, non immaginatevi di avere di fronte una commissione di professori universitari che devono giudicarvi, no? Ma la vecchia zia a cui far capire le cose. Ecco, questo è un po' il senso della comunicazione, no? Che non vuol dire appunto per nulla, come dicevo, banalizzare, ecco. E io ritengo che forse sarete stupiti a queste immagini. In realtà questa è un'immagine che uso a volte nelle
prime battute, nelle prime lezioni, se non nella prima, del corso di archeologia professionale, cioè per spiegare agli studenti perché, qual è il problema? Il problema è che gli studenti studiano archeologia, ora non c'è più una laurea a ciclo unico quadriennale come nel passato, c'è una laurea triennale, poi c'è un biennio di specializzazione, eccetera. Spesso in molte università italiane gli studenti, forse nella maggior parte, escono dal conseguimento della laurea magistrale, quindi al quinto anno del loro percorso di formazione, e si domandano: e ora che non sono più studente, che cosa faccio? No? Ecco, quindi tutto questo non va bene. E quindi l'esperimento, diciamo, dell'Università di Sassari dal 2015 di aprire per la prima volta in Italia questo corso di archeologia professionale aveva proprio questa finalità, no? Di ragionare con gli studenti, dico: ragazzi, fuori da queste mura c'è un mercato del lavoro dei beni archeologici, che poi sia un mercato diciamo facile, difficile, in tutte le professioni ci sono difficoltà, ecco, no, perché poi ci sono i luoghi comuni, no? Dice, ma intanto non riusciremo a fare niente con l'archeologia, e perché pensate che i vostri colleghi laureati in giurisprudenza lo possano trovare subito, si fanno magari anni e anni in uno studio di avvocati a fare la gavetta, eccetera, lo stesso gli architetti a fare disegni, rilievi, progetti per lo studio nel quale lavorano, quindi non ci sono, diciamo, delle scorciatoie per nessuno. Quindi l'esperimento appunto è stato quello di raccontare agli studenti di archeologia, a volte anche del triennio, perché sarebbe bene farlo nel triennio, anche se poi è incardinato nel biennio successivo, quali sono gli scenari del mondo del lavoro per i laureati in archeologia, in modo tale che uno perlomeno abbia diciamo un'idea e certe cose abbia potuto anche iniziarle da studente. Quindi questo schema, questa composizione di fumetti, che rappresenta, ogni vignetta rappresenta, diciamo, è sempre l'archeologo, la figura dell'archeologo, ma sono le varie collocazioni professionali che in archeologia è possibile trovare, cioè non c'è più come in passato esco dall'università e poi continuo a studiare, faccio magari concorso per la sovrintendenza o per un museo, eccetera, se no vado a insegnare, no? Un po' questa la prospettiva, diciamo, storicamente consolidata, erano poche altre le alternative, no? Invece oggi, diciamo, c'è con questo sviluppo, diciamo, del rapporto tra l'archeologia e la società, questa assunzione, diciamo, di una riflessione sul ruolo strategico anche della comunicazione nel rapporto tra archeologia e società. Che cosa succede? Succede che in alto ci sono gli archeologi tradizionali, no? Vedete col piccone in mano, quello che scava, che archeologi, diciamo, in assetto, diciamo, da cantiere, no? Evidentemente, con tutte quelle attività collaterali al lavoro di scavo archeologico, quindi il disegno dei reperti, lo studio dei reperti, le varie specializzazioni, insomma, nel cantiere, lo studio anche qui dei reperti, la documentazione dello scavo, ma poi le frecce che ho inserito per l'occasione indicano le varie specializzazioni nel mondo della comunicazione, cioè archeologi. Io dico sempre, ragazzi, un attimo, dobbiamo uscire da qui che siamo tutti archeologi, perché i miei studenti già nel primo mese del corso di metodologia della ricerca archeologica del primo anno, il sabato mattina, anche oggi, anche questa mattina, fino all'1 siamo in cantiere a scavare. Quindi entrano subito in contatto con lo scavo, e quindi dico, ragazzi, se poi vi fa fatica, vi dà fastidio il maestrale, come c'era stamattina, bello freddo, dico, allora fate una riflessione pro e contro, e magari, come dire, l'aula dei corsi di storia e non di archeologia al piano di sotto, forse quello è il vostro ambiente ideale, no?
giusto nel quale collocarvi, no? Quindi diciamo, sono esperienze che vanno maturate anche, è un modo di permettere ai giovani studenti di evitare di sbagliare anche, no? Perché tante persone poi dopo tante università italiane poi si rendono conto, magari tardivamente, che non è esattamente quello che è la loro passione, no? Perché poi magari non sono riusciti a scavare, hanno scavato poco, insomma non hanno bene in testa. Invece se dall'inizio insomma possono fare. Però ecco, oggi il mercato dell'archeologia permette delle soluzioni diverse anche per chi non ha questa vocazione per lo scavo, no? Che ci vuole, insomma, ci deve sostenere, perché altrimenti insomma ci fa fatica e ci dà fastidio quando ci sono 45 gradi sul cantiere, quando fa freddo, quando piove, quando qui, quando là, e poi alla fine uno, insomma, ci sono più difficoltà che altro. Però oggi ci sono delle possibilità diverse per i giovani laureati in archeologia che non abbiano, che hanno magari molto interesse per l'archeologia, ma che comunque possano avere anche interesse per la comunicazione, no? Per altre cose. Quindi qui ho inserito per esempio una vignetta di un archeologo che lavora sui social, no? Vedete i vari simboli di Facebook, di Twitter, eccetera. Quindi la comunicazione oggi dell'archeologia passa anche attraverso i social, no? Quindi ci sono queste, poi naturalmente la comunicazione con le radio, la televisione, eccetera, quindi una sorta di giornalismo archeologico, no? Anch'io in settimana, martedì, sono stato intervistato da una radio del nord Sardegna, quindi bisogna prestarsi, no?